Grazie Presidente, per economia di tempo non leggo l'interrogazione. Attendo la risposta dell'assessore. Grazie. Assessore Scocimarro, grazie al consigliere Capozzella. Allora, la soluzione urgente per la situazione delle centraline idroelettriche sul fiume Livenza, questo è l'oggetto. Dal tema dell'acqua, la derivazione in esame risulta ricadente nella casistica individuata dall'articolo 38,3 delle norme di attuazione del piano regionale trattamento delle acque. Nel caso di derivazioni che utilizzano il salto di sbarramenti con tratto sotteso breve, l'autorità concedente può fissare dei valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 37, a condizione che sia garantita la continuità idraulica mediante strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica. Il deflusso minimo vitale è stato conseguentemente fissato nel valore di portata necessario al funzionamento del passaggio di risalita dell'ittofauna per il mantenimento della continuità idraulica e biologica nel corso d'acqua. Tale valore è ampiamente rispettato, in quanto viene rilasciato dalla scala di risalita a cui si somma la quantità d'acqua che sfiora delle nuove briglie. La particolare tipologia degli impianti implica che l'intera portata derivata viene scaricata immediatamente a valle dalle opere di presa, senza soluzione di continuità, quindi non c'è alcun problema di mancato rilascio dell'acqua prelevata. Ovviamente anche Livenza risente dei periodi di siccità e pertanto la mancanza d'acqua a valle sarebbe ugualmente accentuata anche in assenza delle turbine. Altre considerazioni sul paesaggio e sul rumore. Le concessioni sono state rilasciate con 2 decreti di autorizzazione unica del 30 dell'8 del 18 e del 31 dell'8 del 18, quindi con un progetto rispettoso della normativa di diversi settori coinvolti, compreso quello paesaggistico. L'acqua attualmente derivata e completamente restituita prima degli interventi tracimava della traversa, provocando un rumore superiore a quello della turbina, che è chiusa in un vano isolato acusticamente secondo la norma vigente. Le vibrazioni a turbina sono limitate posto in un'area defilata dell'edificio, tale effetto deve comunque essere conforme ai limiti di legge. Ho finito, Presidente. Grazie. Grazie, Assessore Scocimarro. Consigliere Capozzella. No, la risposta è tecnica, ma da quello che ho potuto intuire poi la valuterò meglio. Non posso essere soddisfatto, anche perché ci sono, voglio dire, almeno una ventina di condomini sul palazzo ex Bella Venezia che appunto sono stati addirittura invitati dal sindaco di Sacile a dire per vie legali nei confronti del costruttore e dell'attuale gestore delle centraline. Quindi a tutti gli effetti non posso essere, diciamo, soddisfatto della risposta. Grazie.